Ciao a tutti amici di mattoscacco.com, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi, come potete vedere, nuova veste grafica. Fatemi sapere cosa ve ne pare, se vi piace più questo modello di scacchiera più il precedente, in modo tale appunto da riuscire a fornire sempre una qualità superiore di video. Nella lezione di oggi non andiamo a vedere una partita interamente dall'inizio alla fine, ma andremo ad esaminare solo come il nero, che è Nakamura, riuscirà ad uscire dall'apertura in modo incredibile, nonostante il bianco stia giocando per pattare. Il bianco è un grande maestro, la partita è venuta nel 2014 nella FIDE World Cup e chiaramente un grande maestro quando si ritrova a giocare con un giocatore del calibro di Nakamura dice ok, cerchiamo di pareggiare. Nonostante ciò, Nakamura invece è uscito molto bene dalla partita e chiaramente riuscirà a concluderla molto bene. Allora, andiamo a vedere quali sono state le sequenze di mosse e cerchiamo di capire i piani che stanno dietro ad ogni mossa, perché il fatto di quando analizziamo noi delle mosse a computer, cosa succede? Il computer ci può dire sicuramente qual era la mossa migliore, eccetera, ma non ci dice i piani, non ci dice perché è stata fatta quella mossa, oppure certe volte appunto i computer ti danno una mossa migliore di 2 centesimi un'altra, ma tu non capisci perché è migliore dell'altra, quindi c'è sempre bisogno di capire approfonditamente il senso dietro ogni mossa. Nakamura risponde con E5, cavallo F3, cavallo C6, alfiere B5 e su alfiere B5 ci sono tantissime varianti, si può giocare F4, gambetto, G6, alfiere C5, alfiere B4, cavallo F6, cavallo E7, fra le tutte la più gettonata è A6, che è proprio quella che viene giocata, e adesso si può scegliere se ritirare il cavallo in A4 o catturare. Qui Nakamura, l'avversario che è un grande maestro, decise di andare per la variante di cambio. Perché? Perché la variante di cambio semplifica di parecchio il gioco e si può tranquillamente, anzi tranquillamente no, però è probabile che la partita finisca in pareggio. Nakamura cattura con il pedone in D. Adesso ci sono tante continuazioni, si può arroccare, si può spingere il pedone in D4. In questo caso il bianco decide di giocare cavallo C3, mossa assolutamente tranquilla, ed ora risposta che probabilmente ci stupirà da parte di Nakamura è F6. F6 va a creare una struttura molto solida che è data proprio da questi pedoni posizionati su case bianche che vanno ad armonizzarsi in modo perfetto con l'alfiere campochiaro, e questo tipo di struttura ti fa già capire che probabilmente il nero ha in mente di fare un arrocco lungo, perché a meno che il nero non è un suicida non va a fare l'arrocco corto con una struttura di pedonale di questo tipo. Ed ora il bianco deve assolutamente giocare D4. Ti faccio vedere cosa succede se il bianco non gioca D4, ma per esempio fa una mossa che può essere, diciamo, può fare gol al bianco, che è l'arrocco. Il bianco dice, oh, io intanto metto il re al sicuro e così nessuno più mi rompe le scatole. Ma guarda cosa c'è dopo arrocco corto. Ta-da-da-dan! C5 che impedisce una volta per tutte la spinta liberatoria di D4 e permette al bianco appunto di iniziare a fare delle semplici manovre come il cavallo da E7 va in G6, poi probabilmente questo alfiere in E7 potrà andare in D6. Il nero poi svilupperà anche chiaramente l'ala di donna, toglierà l'alfiere campochiaro, la donna, e farà un arrocco lungo con possibilità anche di attacchi di questo tipo, molto interessanti. Ma veniamo a noi. Veniamo a noi, la mossa corretta appunto del bianco è D4. Su D4 è obbligatoria la presa e qui bisogna catturare di donna. Le catture di cavallo possono dare via a grandi fastidi per il bianco. Cattura di donna, cambio di donna, e quindi si alleggerisce la posizione appunto perché il bianco ha lo scopo di pattare, e cavallo per D4. A questo punto lo scopo del nero è proprio quello di arroccare lungo. Ci sono diverse possibilità. Ora si può spingere il pedone C5 se si vuole essere subito aggressivi, o se si vuole giocare più tranquillamente si gioca alfiere D7. Alfiere D7
L'ala di re, nonostante adesso il nero andrà ad arroccare lungo, l'ala di re è ben controllata anche da questo pedone e questo cavallo C3 in futuro potrà creare qualche problema al bianco poiché il nero, avendo la coppia di alfieri, questa è una cosa molto importante, l'alfiere potrà andare a creare qualche fastidio. Ti ricordo che in questa variante di cambio è vero che il nero ha questi pedoni doppiati, ma sono ampiamente compensati da questa coppia di alfieri che è molto molto forte. Andiamo avanti, avanti tutta. Alfiere in E3 e adesso arrocco lungo. E in questa variante spesso anche il bianco gioca arrocco lungo. Ok, fantastico. Adesso, adesso semplicemente si gioca a cavallo E7 con l'idea che abbiamo già detto prima anche col cavallo di farlo andare in G6. Ci sono anche alcune continuazioni in cui si gioca la spinta del pedone C5 e questo cavallo poi prende il posto di questo pedone. Sono diversi modi di giocare. Cavallo B3 è la prossima mossa del bianco con l'idea di andare in C5 e il cavallo in C5 sarà molto molto aggressivo, non possiamo assolutamente lasciarglielo fare, perciò B6 e guarda B6, tutti questi pedoni che controllano queste case sono veramente fortissimi, si minaccia anche la spinta C6, scusami, la spinta da C6 a C5 che farà anche un posto bellissimo o al cavallo come abbiamo detto prima o anche all'alfiere, è totalmente indifferente. Avanti tutta, F4. F4 bisogna stare attenti perché F4 è una di quelle mosse sicuramente aggressive, però sarebbe stata più prudente la spinta in F3. Ricordiamoci sempre che il nero ha la coppia di alfieri e ricordiamoci anche che i pedoni una volta spinti non possono più tornare indietro. Quindi in una situazione di questo tipo sarebbe stato più prudente spingere F3 piuttosto che F4 che è comunque molto aggressiva. Il nero gioca a cavallo G6, non teme assolutamente la spinta del pedone F5 poiché si andrebbe a prendere un bellissimo avamposto su E5 e sarebbe assolutamente bene. È il turno del bianco che gioca a 3, mossa che serve a prevenire anche l'entrata di questo alfiere lungo questa diagonale. Andiamo pure avanti. C5 era la mossa che il nero voleva giocare da un bel po'. Torre in H va in F1 e adesso alfiere D6. Ti faccio notare come la coppia di alfieri si fa sentire, questi alfieri hanno delle diagonali molto interessanti, attaccano i pedoni e ora finalmente anche la torre in H è libera di entrare in gioco. La torre in H potrà andare in E8 e fare chiaramente pressione sui pedoni centrali e questa è un'ottima arma difensiva per quanto riguarda il nero che sta veramente bene. Qui già il motore scacchistico dà un leggero vantaggio al nero. Cavallo in D2 e ora finalmente anche l'altra torre inizia a centralizzarsi per fare pressione appunto come abbiamo detto sui pedoni centrali. Lo scopo di... aspetta, torniamo indietro di una mossa. Lo scopo di cavallo in D2 è chiaramente quello di andare a riposizionare il cavallo in una posizione migliore dove potrà attaccare anche il nostro alfiere. Tieni bene a mente questo piano del bianco perché adesso appunto torre in E8, cavallo in C4 minacciando l'alfiere e pur di tenere l'alfiere, quindi la coppia di alfieri che ripeto essere fortissima in questo tipo di difesa, andiamo con il nostro alfiere in F8. In questo caso i pedoni centrali E4 ed F4 del bianco sono sempre sotto attacco da parte delle torri, da parte del cavallo. Il nostro alfiere in E7 potrà fare manovre di questo tipo, andare a supportare gli attacchi di questo tipo. Il pedone B potrà essere spinto in B5 e in B4 creando veramente seri fastidi e qui il vantaggio del nero si fa sempre più consistente. È il turno del bianco che spinge F5 e andare col cavallo in questo momento sulla casa in E5 non comporterebbe nulla di che. Ti faccio vedere un'altra manovra molto interessante che è
appunto cavallo in H8, con l'idea comunque di andare in E5, ma quando lo sceglierà il nero, cioè quando il nero avrà già giocato spinte di questo tipo, questo cavallo se ne sarà levato dalle scatole, allora potremo prendere noi la casa in E5. Questa è un'ottima manovra che ha fatto Nakamura. A4 per cercare di contrastare la spinta appunto B5 del pedone, cavallo F7 per far sì che il cavallo potrà andare in E5 al momento giusto, alfiere in F4, B5 è una mossa che comunque si può effettuare perché il pedone B è giustamente sorretto, cambio, cambio, cavallo D2 e come vedi adesso la casa E5 è controllata dall'alfiere chiaro, ma in caso di... Adesso il Nakamura giocò alfiere C6 creando ancora pressione sul pedone centrale, avendo veramente un forte attacco sull'ala di donna, ma in caso anche di un cavallo di questo tipo e a seguito di un cambio di questo tipo il bianco darebbe totalmente addio ai suoi alfieri e quindi si avrebbe una partita di due cavalli contro due alfieri e sarebbe veramente interessante. In questo momento, alla fine dell'uscita dell'apertura, il motore scacchistico dà quasi un -1 al nero, il che significa è come avere quasi un pedone di vantaggio. Quindi le idee che ci stanno dietro alle mosse d'apertura sono importanti, è importante conoscerle, è importante capire come punire tutte quelle piccole imprecisioni del nostro avversario. Bene, spero che anche il video di oggi ti sia piaciuto, se sì lascia un like, un commento e iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto. Noi ci vediamo domani con un altro nuovo video. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!